amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Venti del Territorio. Questa sera siamo a Barbisano, siamo alla festa di Santa Caterina, con noi la nostra inossidabile Roberta Privelo e una collaboratrice che adesso ci presenterai, però iniziamo alla grande ringraziando tutti i volontari. Sempre come sempre, perché se non fosse per loro le vecchiette, cosa si può dire vecchiette? Si può dire. Non l'avrei, sì. Ringraziamo i volontari e tutti i ragazzi nuovi che sono entrati a far parte del gruppo. Sì, diciamo che siamo molto orgogliosi e fieri di questi ragazzi, anche perché dopo 30 anni hanno ripreso questa festa e la stanno portando avanti veramente bene. Quindi un complimenti a tutti quanti, dai piccini ai più grandi, al presidente, alla Roberta, la vicepresidente, e che dire, ben venga, queste feste sono sentite, sono tradizioni che vanno rispettate e loro lo stanno facendo in maniera magnifica. Una 3 giorni ricca di eventi, ricca di buoni cibi. Quali sono? Abbiamo come l'anno scorso le seppie e anche le trippe, musette quest'anno, anche, poi la pizza, sempre è un must per noi la pizza, e poi le solite cose, la bistecca, il wuster, il formaggio, le classiche che abbiamo anche d'estate. Abbiamo un appuntamento per dicembre, perché ci sono tante novità in arrivo che ci racconterai più piano. Sì, a dicembre ce ne sono parecchie, anche perché comunque abbiamo prossimamente anche la festa dell'Immacolata a Solighetto, e comunque Pieve Centro avrà di nuovo anche quest'anno un piccolo anticipo, la pista da ghiaccio con un repertorio di novità e di eventi. Roberta, noi adesso ti mettiamo un po' di sparte e facciamo fare 2 parole. Alla Michela Manzato! Michela, ti lascio un attimino il microfono, quindi dai un appuntamento per questa primavera alla festa della birra. Beh, naturalmente vi aspettiamo a partire dall'ultimo weekend di maggio e i primi 2 probabilmente di giugno, col solito entusiasmo e la solita allegria che ci contraddistingue. E quindi Roberta, Michela e io vi diamo appuntamento per la festa della birra, ma intanto venite qui in questi giorni, festa di Santa Caterina, perché sicuramente troverete una buona birra e un buon piatto caldo da degustare. Alla prossima!